24 ore su 24, le notizie corrono più veloci sul web. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronaca di Verona.com. Come nei giorni clou dell'ultimo di Carnevale. Almeno 60.000 persone, a cui vanno aggiunte quelle già presenti negli alberghi cittadini, calate in laguna per il ponte del 1° maggio, non frenata neppure dal tempo parzialmente coperto rispetto alla giornata estiva di sabato. Parcheggi esauriti sin dal mattino al garage di Piazzale Roma, dal Comunale al San Marco e fino al pomeriggio inoltrato, quando il flusso dei turisti pendolari ha iniziato a lasciare Venezia per la terraferma e Vaporetti, anch'essi intasati di viaggiatori, specie nella tratta lungo il Canal Grande. Lunghe code e intasamenti nei punti critici della città, con i vigili urbani impegnati a regolarle e presi d'assalto anche musei e centri espositivi, con Palazzo Ducale come sempre il più visitato. Un centro di ascolto per imprenditori in difficoltà, per cercare di evitare ulteriori suicidi da crisi. Il progetto è promosso dall'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Venezia. Il servizio verrà attivato entro la prima decade di maggio all'interno della sede dell'Ordine a Mestre. Il centro di ascolto si avvarrà di operatori preparati e potrà contare sull'ausilio di psicologi. I consulenti del lavoro e gli altri professionisti coinvolti di volta in volta si occuperanno invece degli aspetti tecnici ed economici. Il servizio verrà nel tempo ulteriormente potenziato per far fronte alle situazioni di emergenza. Il segretario provinciale della Lega Nord Paolo Paternoster, l'eurodeputato Lorenzo Fontana ed il segretario cittadino Paolo Tosato hanno presentato la serata di fine campagna elettorale della Lega Nord che si terrà venerdì sera alle ore 21 in Piazza dei Signori alla presenza dell'attuale sindaco di Verona Flavio Tosi, dell'onorevole Roberto Maroni e dell'eurodeputato Matteo Salvini. La Lega Nord in questi 5 anni di amministrazione comunale, hanno detto gli esponenti del Carroccio, ha voluto offrire totale attenzione ai problemi dei cittadini e l'amministrazione ha sempre saputo dare loro una risposta a qualsiasi cosa, a dimostrazione che questa amministrazione in questi 5 anni ha sempre saputo ascoltare. Da ora in avanti la Lega Nord guarderà al rinnovamento e per la prima volta venerdì Tosi, Maroni e Salvini saranno tutti e tre sullo stesso palco per rappresentare proprio la nuova Lega. Ad aprile il prezzo della benzina è aumentato su base annua del 20,8% anche in Veneto, in forte accelerazione rispetto al 18,6% di marzo, mentre su base mensile sale del 3,1%. Lo rileva l'Istat nelle stime preliminari aggiungendo che il rialzo tendenziale è il più alto almeno dal gennaio del 96. L'Istat spiega che ad aprile, per quanto riguarda il comparto energetico non regolamentato, si rilevano forti rialzi congiunturali dei prezzi di tutti i carburanti. Oltre alla verde, anche il gasolio per i mezzi di trasporto sale, pure con ritmi lievemente meno accelerati. Su base mensile aumento dello 0,9% e su base annua del 20,5%. Inoltre un rincaro congiunturale marcato si registra per il prezzo del GPL più 4,4%, il cui tasso di variazione tendenziale accelera ulteriormente e sale al 12,5%. 15 controlli in altrettante attività commerciali sono stati effettuati dai finanzieri del Comando Provinciale di Padova in collaborazione con la Direzione Territoriale del Lavoro e Polizia Provinciale a contrasto del sommerso da lavoro. Non si è trattato di interventi mordi e fuggi, ma di un'operazione di controllo del territorio. I controlli, adattati per orari alle diverse realtà imprenditoriali, hanno interessato attività manifatturiere, call center, aziende metalmeccaniche, ristoranti, agriturismo, carrozzerie, imprese edili e centri benessere. Più del 50% dei controlli si è concluso con la contestazione di illeciti, consentendo di individuare complessivamente 18 lavoratori completamente in nero e altri 12 assunti e retribuiti irregolarmente. Acquisti online più sicuri. L'obiettivo del protocollo è quello di difendere da truffe e bluff i consumatori che si affidano al commercio elettronico. Tutti i particolari su industria e finanza.
24 ore su 24, le notizie corrono più veloci sul web. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronaca di Verona.com.